stanno arrivando. Siamo sulla strada giusta. Siamo passati dopo circa 8 anni che eravamo come città intorno al 53% di differenziata. Eppur si muove. L'occasione che scomoda la citazione di Galileo è storica per la città di Verona. Dopo diversi anni di sostanziale immobilità torna infatti a salire la percentuale della raccolta differenziata cittadina. Sono 4 i punti guadagnati, dal 53 al 57%. È un ulteriore passo in avanti, anche se, come commentano i vertici di Amia, il gap con le altre province del Veneto rimane ancora ampio. E invece questi dati che abbiamo fornito ad ARPAV ci dicono oltre il 57%. Per cui, prendendo i numeri senza le virgole, 53-57% vuol dire sostanzialmente un 8% di miglioramento sulla differenziata. È un dato molto importante che ci conforta perché vuol dire che andiamo nella giusta direzione. Chiaro che problemi da affrontare ce ne sono molti, li sappiamo benissimo, il cambiamento delle abitudini è un fenomeno culturale e pratico, però con questo voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che si stanno impegnando e hanno capito l'importanza di questo impegno che coinvolge tutta la città. Passare dal 53 al 57 è un passaggio importante di avvicinamento a quello che è il nostro obiettivo entro fine 2026 del 65%, anche perché questo ci permetterà di pagare meno multe alla Regione e di conseguenza spendere più soldi per i servizi alla città, oltre che principalmente ovviamente impattare meno negativamente sulla natura. Tutto quello che è indifferenziato, ripeto sempre, va in discarica e attualmente la città di Verona esprime 60.000 tonnellate all'anno di indifferenziata. Anche gli ultimi indici che abbiamo è che quasi un terzo di questa indifferenziata è plastica, ad esempio, per cui insistere sulla differenziata ci aiuta nei confronti dell'ambiente e nei confronti anche dei servizi che possiamo dare. Il risultato che ci dice che stiamo facendo dei passi a direzione giusta, sicuramente il 57% ci indica che la strada è ancora lunga, quindi bene come direzione, ma c'è molto lavoro da fare, rimaniamo ovviamente gli ultimi in Veneto e siamo determinati invece a scalare questa classifica. Questo è perché stiamo cambiando il sistema in tanti quartieri della città, in autunno la quarta e la quinta, l'area test che parte a breve all'interno dell'Ansa Adige, un cambio che è di abitudine anche culturale nelle nostre vite e anche nelle nostre attività. Ma se vogliamo che Verona esprima il meglio da un punto di vista ambientale e anche da un punto di vista di servizi, diminuendo il danno economico che stiamo facendo poi e paghiamo tutti all'interno della Tari, serve veramente una grande cooperazione tra Comune, Amia e cittadini. Siamo impegnati in questo, serve una svolta, i dati ci dicono che la direzione è quella giusta, ma c'è ancora tantissima strada da fare e la vogliamo fare ovviamente insieme a tutti i cittadini di Verona con grande impegno. Fortunatamente abbiamo una città molto attrattiva, moltissime utenze non domestiche, partirà quest'area test nella zona di Piazza Erbe, fondamentale anche per tarare il servizio e anche far sì che le attività prendano confidenza con questo nuovo servizio che poi vorremmo estendere ovviamente non solo a tutta l'Ansa Adige ma anche a fare servizi dedicati in prima circoscrizione, quindi in tutta la prima circoscrizione. È sicuramente anche qui un cambio di gestione dei rifiuti all'interno delle attività, ma è un cambio che assolutamente non possiamo rimandare. Se pensiamo allo stato in cui versano molte batterie del centro storico, spesso strabordanti di rifiuti, purtroppo spesso con tantissimi sacchi neri dove è tutto indifferenziato, spesso con la presenza di topi, noi a questo vogliamo dire basta, la cultura del sacchetto nero deve terminare, deve cominciare invece la differenziazione. Noi siamo al loro fianco, sicuramente faremo il massimo per assicurare un servizio dedicato, ma serve un cambio culturale e serve cambiare pagina.